Aspetta, è fortuna anche. Come fortuna ti sia rotto le foi? Non è una fortuna che ti sia rotto le foi. eh, Purtroppo Purtroppo. a 30 ha deciso di... No, Porca. non si è rotto, secondo me è il display. Ah, Cioè il display ha detto basta, non vuole più, non si accende più il display. Lui fa il ciclo di accensione, però non avendo il display non riesce a capire se si è acceso, se sta caricando. Quello mi sa che mi costerà, penso, un 200 euro. sì, i pannellini sì, in generale E proprio. purtroppo devo recuperarlo perché le foi d'inverno per me è utilissimo perché come va a sciare mi serve, mi dispiace, cioè metà con il riscaldamento, asse il riscaldamento che va e dopo 2 giorni ti sei costretto o attaccate a colonnina o dare dei foi. Per chi non lo sa, Italia, le FOI è una sorta di generatore che va col metanolo. Dovrebbe partire, se no, adesso Mirko mi corregge se sbaglio, dovrebbe partire in automatico quando c'è richiesta di corrente da parte delle batterie, giusto? C'è la funzione automatica. Ah, è una cosa in più. C'è. Io consiglio di toglierla, però c'è. Sì, sì, sì. Con la funzione automatica lavorerebbe tipo i pannelli, cioè della serie la batteria un po' giù, arriva alla fonte che l'alimenta. Sì, perché in automatico lui parte a 12 e 3. Ah, E non so se si può variare il valore di partenza, però parte a 12 e 3. Io sinceramente l'ho tolta, dopo se qualcun altro dice no, a me mi sta bene così, ok, però se magari capita che tu lasci il camper fermo una settimana e non ti interessa che carichi le batterie, lui parte e te le carica lo stesso, per carità. Sì, fa da pannelli tutto quello che vuoi, ma secondo me con quello che costa il liquido. ecco, per curiosità, no? Chi ci ascolta qua, quant'è che costa? Non me l'avevi detto, ma non mi ricordo. Allora, tanica da 5 litri siamo sui 40 euro, mi sembra di ricordare. Poi Sì. è da vedere poi anche i consumi. C'è la serie con 5 litri, tipo fai andare, non so, no, un condizionatore mi pare non te lo tiene. No, lui fa 12. Ah, 12 volte, Lui è ok. come un alternatore, Sì. semplice. Però Perché stimare i consumi è un casino. sì, adesso non so dirti di preciso quanto tu riesci a fare con una tanica, però ti consiglio vivamente di prendere la tanica da 10 perché alla fine ti costa meno. Tipo tu, Camillo, da quant'è che ce l'hai? Camillo è esattamente un anno che ce l'ho. Perfetto, esattamente un anno, è proprio il numero perfetto che potevi dire. E quindi in un anno quanti litri hai fatto fuori? Consumati proprio. E io di EFOI ne ho già consumati 10 litri. 10 litri? In un anno e hai detto quanto costa il 10 litri? 60-70 euro mi sembra. Metti 70 per sicurezza, lo torniamo per eccesso, beh dai, Perché insomma. costa meno 10 litri del 5, ti dico già. Piuttosto che andare in un'area camper a pagamento, fai 70 euro diviso il numero di uscite che fai e capirai che ti conviene. Sì, ma tu in 2 ore carichi le batterie. Sì, sì. E non è che in 2 ore fai fuori una tanica, hai voglia? No, consuma a gocce per questo. Il bello sai qual è? Che non fa rumore. Non fa rumore e soprattutto fa acqua, perché lui scarica acqua. L'unico rumore che tu senti è la ventolina che raffredda lui e basta. Quello è l'unico rumore che lui fa. Perché purtroppo se c'è una combustione bisogna raffreddarlo, per forza. Costa per carità, però Mirko diciamo è stato fortunato, l'ha già trovato su. Eventualmente quant'è che costerebbe più o meno un EFOI senza il montaggio? Perché dopo il montaggio è molto allora, quel relativo. bimbo lì dipende dal modello. Mi sembra che il modello più piccolo sia sui 2000. 2000? Mi sembra. Beh, meno di un generatore integrato intendo. E arrivi anche a 5000, 5005. Ok, più di un generatore integrato. No, fidati, cioè. Generatore integrato, tieni conto Italia sei più o meno, o molto più o meno, perché ovviamente ci sono tanti modelli, alimentazioni, Esatto. eccetera, molto più o meno 4.000 euro.
molto più o meno, esatto. senza l'installazione. E poi sì, per carità, il prodotto tedesco si fa parlare tanto la marca, però finché ne vale quello che costa secondo me. Dopo c'è chi non piace, cioè dice oh ma io prendo 300 euro il generatore, quello classico da No, è tutto un da altro. mercanti in fiera. No, 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 no. Nulla da dire. No, no, qua intervengo io, Italia è tutto un altro discorso, perché il generatore esterno, primo devi avere anche la possibilità di mettertelo fuori, cioè non è che sei in un parcheggio normale e ti metti fuori il generatore, non Ho puoi. visto gente Vabbè. in area sosta, Vabbè, ma 7 kg a diesel. area sosta magari è diverso, nel senso che disturbi Sì. gli altri, tutto quello che vuoi, però come spazi, intendo proprio lo spazio per metterlo fuori è diverso. Oh, te a dormire con uno vicino a te con 7 kg a diesel per tutta la notte. Se vuoi te ne accendo uno stanotte, vediamo se dormi. Giustamente, a parte quello che è il discorso che si fa maggiormente in tutti i gruppi in merito ai generatori, che giustamente tutti odiano chi ha il generatore, no? A Singano non che cambia niente, perché Singano dorme anche a quei ruspe dentro in camper, ma a parte quello, la cosa che nessuno dice, che ti aveva detto Singano quella volta che aveva il generatore su Scarosso, è che sti generatori, è strano, a differenza tipo di uno scooter, di un motorino, una volta spenti, ti spruzzano di benzina per 2 giorni, mamma mia, ho dovuto tenerle, io lo tenevo in bagno e ho dovuto tenere le finestre spalancate per 2 o 3 giorni. Purtroppo una volta usato spuzza di benzina, quindi tieni conto anche quello, magari chi ha un garage ben coibentato, allora vabbè può anche starci, va nei posti dove può usarlo, però tieni conto che comunque, come ti ho già detto, ci sono tanti contro, come ha detto anche Mirko, quindi riassumendo, il rumore che fa, che è parecchio esagerato, nonostante ci siano modelli iper silenziosi, eccetera, tipo quelli che avevo fatto la recensione io, ma in realtà hanno comunque il loro rumore importante. E poi quando va diciamo ad alti giri, che hai tanta roba a caricare o magari accendi un generatore, eccetera, e lì la storia ragazzo cambia radicalmente, cioè fa molto più rumore. Poi il problema di dove metterlo, perché ripeto, sì, sei non so in un lungomare, non è che metti il generatore lì per terra, hai Se ne capito? trovi due. Un biglietto scritto grazie per la benzina. Esatto, beh, quello senz'altro, però in ogni caso passa un vigile o comunque ci sono le macchine che cioè dove lo metti? Nel marciapiede? Cioè immaginati la scena. E poi, insomma, cosa che appunto nessuno dice, che secondo me è importante, è la puzza. Tanta roba. Risolvibile solo, ripeto, se hai un garage ben coibentato, perché ho sentito dei che ci siamo trovati che anche loro nel garage gli entrava la puzza dentro in camper di benzina, ovviamente intendo spento, cioè loro lo usano fuori, poi quando è ora di andare via lo spengono, lo mettono in garage, ma comunque gli entra puzza, quindi dipende dal tipo di garage, hai capito? E con le foie, adesso non per fare pubblicità alle foie, anche perché Mirko non mi ha pagato. Cioè, non è che in regala un foie per dire queste robe, c'è un caso, neanche una tanichetta da 1 litro, cioè proprio, che miseria! Oh, signori delle foie, cioè, se vedete sto video, insomma, Ne manda anche un modello nuovo da testare. ma sì, è il modello nuovo da testare per Mirko, insomma, dai, insomma, non fa schifo, insomma, Anche se ne manda solo il display del mio che si è rotto. Esatto. E adesso, sempre per curiosità, Mirko ci fa vedere con la tipica unità di misura, ossia, Veneto. esatto, più o meno quanto è grande le foie. Circa è così il mio, circa più o meno, sì. Dopo c'è la tanica qua che è così più o meno. Largo, sì, più o meno così, e alto è così, più o meno. Queste dimensioni. No, non Tu ce l'hai dentro o è sotto? dentro. Dentro. E non fa puzza, non fa caldo, non fa niente perché lui non. Praticamente lui sviluppa acqua e basta. Quindi chi ha il garage se lo tiene senza problemi, altrimenti un sottopanca. Lo puoi mettere dove cacchio vuoi. Eh? Te lo puoi mettere anche non dico che si fa partire in bagno, però. Sì, sì. E sotto, secondo te, sotto il camper? Fuori? Fuori sotto? Meglio no? Bisognerebbe fare magari un po' una coibentazione, tipo il mio, che ha il bussolotto che copre tutto. Sotto il camper. Cioè, comunque gli arriva tipo ste giornate che hai visto che avevamo le strade allagate, comunque. No, perché ha apparecchi elettroniche. Apparecchi elettronica. Sotto il camper non te lo consiglio. O almeno non Sai così cosa? com'è. Un altro sì, un altro modello, esiste un'altra marca che posso anche benissimo dire tranquillamente, Però avanziamo comunque anche da loro il prodotto a recensire. che è un prodotto più grande, Zeus,
che quello mi sembra vada a gasolio, mi sembra. Ah. Dovrei chiedere a una quindi persona. un generatore a gasolio. Sì. Li fanno proprio a metanolo, a gasolio, a benzina e a GPL. Pensa a te, cioè Quelli a proprio... gasolio ormai sono parecchio silenziosi. Ah, chissà se va olio e semi? No, purtroppo olio a friggitrice no. Niente. Perché no. Che cane, che peccato. No, friggitrice non esiste quel tipo di generatore. No. Ecco. La camera di combustione sarà grande così. Figurati se la fai andare a olio di friggitrice, quello che dopo 2 giorni è intasato. Che peccato, perché te andavi tranquillo a mangiarti il fritto misto e ti facevi il pieno, no? Già che eri là, hai capito? E pronti con le ventolazze, adesso basta solo collegarle. Ecco, accendiamo il filo. Io tengo, tu dai tensione, vediamo se mi posso vedere. che forte, veramente mi fa le traduzioni, perché siccome ogni tanto anche Le Puntine del Mondo è un canale falso, no? Esatto. Lui mi aveva detto, boh, dammi corrente, ok? E dopo gli ho detto, no, aspetta con la macchinetta spenta, l'ho accesa, ho detto, boh, ripeti, e adesso l'ha fatta in italiano, boh, dai, via, che andiamo a attaccare. Spara, dai. Sparemo così, Italia, vedi anche com'è il pannellino, a parte che l'avevi già visto in qualche vecchio video, che dopo aspetta, lo mettiamo in manuale per fare la prova. È acceso? Funziona? Aspetta che lo voglio sentire anch'io tutte e due. Tutte e due. Vanno? Piedino. Aspetta. Oh, alla grande. Alla grande. Che pinguini. Questo l'orso polare che come qua.